Presidente Raffaele Lombardo, la sua è di certo una travagliata e articolata vicenda giudiziaria. Lei, insieme a suo fratello Angelo, deve rispondere di concorso esterno all'associazione mafiosa e di voto di scambio aggravato ed anche di reato elettorale. Le chiedo qual è al momento il suo stato d'animo? Guarda, io sono sereno e tranquillo. Ieri c'è stata un'udienza preliminare che precede o che costituisce in fondo un unico processo, perché fino a ieri abbiamo avuto due processi. Devo dire con rammarico che quello per il reato elettorale venerdì scorso, esattamente come oggi, era ormai alle battute finali e i miei avvocati, non voglio fare il profeta, prevedevano che saremmo stati assolti, che sarei stato assolto. Purtroppo è stata inserita l'aggravante. La cosa grave qual è? E quindi mi tranquillizza e mi rende sereno invece il risultato di ieri, che io da 2 anni e mezzo, senza avere avuto un processo, perché ancora siamo ad un'udienza preliminare, il precedente, le ripeto, stava per concludersi, ma poi è stato bruscamente bloccato, senza avere un'udienza, senza avere un processo, ma senza avere avuto un interrogatorio. Io non sono stato interrogato in 2 anni e 3 mesi, presidente della regione o cittadino qualunque, ma è mai possibile? In questo caso il Presidente della Regione è ampiamente penalizzato. Massacrare una persona e soprattutto nuocere alla istituzione che rappresenta senza un interrogatorio dell'interessato in maniera tale che io possa esprimere le mie ragioni. Ieri nell'udienza preliminare ovviamente si è detto che se io invocherò il rito abbreviato, cosa che intendo fare, porrò delle condizioni, perché io ritengo che l'indagine che si è fatta è quantomeno lacunosa. Tra queste condizioni ovviamente c'è l'interrogatorio del sottoscritto. Finalmente mi sentiranno e io sono convinto che se mi avessero sentito 2 anni fa, quantomeno avrebbero risparmiato in indagini tempo e denaro e sicuramente quel massacro non ci sarebbe stato, ripeto, per me, per le persone care e per la regione, che mi è più cara di me stesso. Quali sono le condizioni del rito abbreviato? Ma guardi, io intanto ieri ho detto questo, che noi chiederemo di acquisire delle prove. Siccome secondo me quello che si è acquisito è parziale, superficiale, particolare, intanto ho detto che intendo di questo informare le istituzioni del nostro Paese, a partire dalla più alta, la Presidenza della Repubblica. 50.000 siciliani, quando iniziò questa vicenda, scrissero al Capo dello Stato. Ebbene, informarlo sullo stato delle cose. Cosa è successo dopo 2 anni e mezzo? Le condizioni cosa sono? Sentire persone o completare l'interrogatorio di persone. Perché? Perché vedete, tra questi testimoni chiave dell'accusa, c'è qualcuno che ha dichiarato, quando è stato intercettato senza saperlo, tanto che è stato ritenuto credibile, che è stato sottoposto a pressioni, dice inaudite, durante la carcerazione, per parlare di me, e certo non per dire bene di me, per dire male di me. Costui dice, tra l'altro, non ne posso più, non vedo l'ora che vengano i miei avvocati ai quali dirò: i giudici, meglio il pubblico ministero, meglio l'autorità di indagine, faccia una dichiarazione che io gliela firmo, perché non ne posso più. È una vergogna, è una vergogna. È una vergogna perché gli chiedono di calunniare Lombardo, perché gli chiedono di dire cose che non sa. Pensate che sia giusto questo? Capita solo a me? Sicuramente no. Voglio informarne tutte le istituzioni del Paese. Il Capo dello Stato, la Commissione antimafia, che mi ha già sentito 2 volte, la chiamerò nuovamente per essere sentito la 3ª volta. Ma vi pare giusto che uno dei capi di accusa più importanti, il più importante sicuramente, che ha portato il GIP a fare l'imputazione coatta, è il fatto che io avrei aiutato una ditta, un'impresa? Nell'ultimo interrogatorio del capo degli investigatori, che è il comandante del ROS, invece mi sento dire, ma con un candore, con una nonchalance degna di migliore causa, che io quell'impresa non solo non l'ho favorita, ma l'ho penalizzata. Ora, come si può costruire, ripeto, un massacro mediatico che dura 2 anni nei confronti di una persona, quando il presupposto fondamentale di questa azione giudiziaria viene meno?
Pensate che non sia giusto che io informi le istituzioni dello Stato per difendere me stesso, l'istituzione che rappresento, la mia vita e quella di tanti altri cittadini che immagino, come dire, possano essere sottoposti a un trattamento di questo tipo. Qua si è travisata, secondo me, per carità, io sono una parte in causa, la verità. La verità è stata stravolta per arrivare sempre ad una conclusione. Lombardo è colpevole di questo e quest'altro. E credo che questo non sia giusto. Quali saranno le strategie processuali? Ma guardi, niente di misterioso o di diabolico. Chiederemo, se chiederemo il rito abbreviato, l'orientamento è questo, porremo delle condizioni, chiederemo che vengano sentite delle persone, valuterà il GIP se ritiene di farlo, ora il giudice dell'udienza preliminare, dopodiché si arriverà a una sentenza. E spero che si arrivi presto a una sentenza. Io sono perché il processo si concluda, perché la verità deve venire a galla. Per carità, potrei essere penalizzato, sono sicuro dei fatti miei e smonterò virgola per virgola tutto questo castello di assurdità che è stato costruito per farmi fuori, tra virgolette. Crede nella giustizia, ha fiducia nei giudici, nei magistrati? Credo nei magistrati senza condizioni e senza eccezioni, perché se non ci credessi, intanto non mi difenderei nel processo, mi difenderei fuori dal processo dicendo qua là e compagnia bella. Chiedo il processo da sempre, chiedo di essere interrogato da sempre e poi ripeto, se non si crede ciecamente viene meno uno, diciamo, dei fondamenti della nostra democrazia e della nostra libertà. Qual è la magistratura? Che deve rimanere autonoma e indipendente. Ma autonoma e indipendente vuol dire che deve fare tutte le indagini, vuol dire che deve appurare ogni dettaglio e non soltanto, per carità non è un problema della magistratura, ne sono fermamente convinto, quello che serve per dimostrare una tesi, anche se questa tesi non sta in piedi. Presidente, cos'è per lei la mafia e come si combatte? Ma si combatte come ha fatto il mio governo, che quello che ha fatto è senza precedenti nella storia della Sicilia. Si può combattere a chiacchiere, a parole. Per carità, le manifestazioni sono fondamentali perché suscitano un sentimento di partecipazione e di coinvolgimento. Le denunce sono essenziali. La magistratura e le forze dell'ordine, a cominciare da quanti sono degli eroi di imperitura memoria, fanno la parte più importante, la parte fondamentale. Ciascuno deve fare la propria parte. Se io mi metto a fare la manifestazione o penso di fare il giudice, sbaglio. La mia parte è quella di un amministratore. Nella mia indagine, tra le tante migliaia di carte che ho letto, veda, ci sono tutti gli interessi della mafia e ci sono anche le prove nei fatti che questi interessi sono stati intaccati pesantemente dal mio governo. Sicuramente la mafia sta dove ci sono utili eccessivi, sarà stata nella sanità dove per aver fatto delle gare per un'area vasta, anziché comprare un ecografo o anziché comprare un apparecchio per la risonanza magnetica, se ne compriamo 50 o 20, beh, io credo che si risparmia. Si è risparmiato, sono fatti risparmi enormi, probabilmente in quel margine di utile eccessivo ci sta un interesse illecito e ci campano persone che lucrano, che si ingrassano su questi margini eccessivi di guadagno. I termovalorizzatori, ma anche l'impresa di cui parlavo era in uno di questi termovalorizzatori. La Safab? Questa impresa, Safab, viene definita dalla magistratura come un'impresa sotto protezione alla mafia e quindi collegata con la mafia, ma io i termovalorizzatori li ho cancellati. In questa stessa indagine si parla di imprenditori vicini alla mafia che sono impegnati nell'energia eolica. Io ho detto basta perché distrugge il paesaggio, rovina la meraviglia delle bellezze della Sicilia, che è appunto il nostro paesaggio. Era così in passato, so bene del giro illecito che c'è stato dietro questo sistema dell'eolico. Io ho bloccato l'eolico. Ecco, come dire, questa è la lotta che posso fare io alla mafia, che non ha precedente nella storia della Sicilia, ed è paradossale, è assurdo che io venga indagato, inquisito, imputato di reati di questo genere, perché vedete, un uomo che ha un obbligo nei confronti della mafia, perché ha avuto favori, ha avuto soldi, ha avuto voti, quello che è, non può avere la libertà di intaccarne gli interessi come ha fatto il mio governo e come ho fatto in prima persona io.
Certo, ripeto, amareggia dovermi difendere da accuse le più svariate, ma ripeto, sono fiducioso nella magistratura e finalmente in un processo che ha inizio e dovrà avere una conclusione, nel corso del quale avrò la possibilità, io e i miei legali, di dimostrare, ripeto, che questo castello di sciocchezze è un castello di carte che al primo soffiare del vento cadrà. Presidente, in questo tempo di processo Iblis ha pensato all'ex Presidente della Regione, Totò Cuffaro, che adesso è in carcere? Certo che ci ho pensato. Devo dire con molta franchezza che questa cosa mi ha enormemente amareggiato, a prescindere ovviamente dal collegamento con la mia vicenda giudiziaria, anche perché avevo, non lo vedo da un sacco di tempo, rapporti molto forti e mi spiace che tra di noi si sia, come dire, insinuata la rottura politica, ma si è insinuata perché, per fatti di assessorati e di quant'altro, ma si è insinuata soprattutto e si è determinata uno stacco perché Cuffaro ha governato ed ha amministrato, magari spinto, sollecitato, tirato per la giacca a destra e a manca, in un momento nel quale, se lui avesse mandato tutti al diavolo e avesse governato con grande rigore, dicendo 99 volte su 100 no, come faccio io, secondo me si sarebbe trovato molto meglio, molto meglio. Nella sua vicenda giudiziaria, i particolari, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, al di là di qualche titolo, perché poi le vicende giudiziarie, come dire, mi stancano, non mi va di andare a leggere l'articolo nei dettagli, non lo faccio neppure per me, ho visto i titoli stamattina dopo la conferenza stampa di ieri, onestamente non so dire, non so fare nessun tipo di collocamento. Se dovesse essere assolto da tutte le accuse? Sarò soddisfatto, io credo che sarò assolto, sarò soddisfatto e certamente non avrò nulla da recriminare, nulla da lamentare. Oggi io non lamento, ma faccio presente alcune cose perché ritengo che possano servire alla comunità, perché non si ripetano, ripeto, fatti, anomalie, stranezze, delle quali io vi ho detto. Tra questi signori, anche il vostro conterraneo Di Gati, che fa delle affermazioni qui, contraddicendo quello che ha detto quando ha iniziato la collaborazione, che da questo stesso Tribunale di Catania viene giudicato inaffidabile e che oggi diventa fonte di prova, seppure, ripeto, in contrasto con se stesso. Anche lui parla che avrebbero avuto vantaggi, concessioni, autorizzazioni, appalti, favori, eccetera, eccetera. Dio mio, in questi 2 anni e mezzo una sola di queste cose, un'assunzione, un favore, o un appalto non è stato portato nel processo. Ma a prescindere da questo, per aspettarsi qualcosa del genere, se non l'hanno avuta oggi, si vede che l'avranno avuta ieri loro signori. Ora, nell'indagine non mi risulta, e ho letto le pagine di questa indagine, che sia stato interrogato un mio dirigente, che so io, dei lavori pubblici piuttosto che della protezione civile, quando ero al Comune di Catania, alla provincia di Catania o alla Regione, o quando si vuole nella mia storia amministrativa e politica, per chiedere: a Lombardo ha favorito qualcuno, vi ha fatto pressione per assumere questo e quest'altro, per assicurare questa concessione, per fare questo lavoro pubblico? E perché? Perché se si fosse fatto questo e se fosse emerso che io non ho favorito nessuno, ma questo favoreggiamento, questo concorso al potenziamento di Cosa Nostra, in che cosa si sarebbe concretato? Il processo ci consentirà di fare questo. Mi auguro che sia breve, che ci si consenta di difenderci perché le richieste che facciamo vengano accolte, dopodiché verrà una sentenza giusta. Come saranno questi ultimi mesi di governo lombardo alla Regione Sicilia? Sono caratterizzati da un grande lavoro, gli stessi dei primi giorni. Non so se sono 20 ore al giorno o qualcosa del genere. Io corro a Palermo perché faremo la fusione di 3 società, parleremo di fondi che servono per il turismo, parleremo ovviamente soprattutto di spesa comunitaria in un giorno nel quale la Corte dei Conti oggi ha dichiarato che abbiamo fatto una grande opera di risanamento e di moralizzazione. Vediamo, voi lo sentiranno i vostri telespettatori quello che sto dicendo, vediamo i giornali come trattano la notizia, vedete che andranno a trovare la parte di relazione che magari ci penalizza, perché molto spesso i giornali fanno parte, almeno taluni, di quel sistema di potere che noi abbiamo intaccato. E anche nei prossimi giorni faremo così. Chiudo il piano rifiuti, facciamo un grande piano giovani
per dar lavoro a 50.000 persone, aiutando le imprese a svilupparsi. Non è un lavoro da sussidio, ma è un lavoro produttivo, che deve essere produttivo pur in un momento di grande crisi come quello che stiamo vivendo. Ma ce ne sarà una al giorno e le faremo tutte fin quando ci sarà dato di farla. Teme la sfiducia? Non me ne frega un bel niente. Ho detto a questi signori: vengano i capigruppo rappresentativi dei loro gruppi e io sono pronto a dimettermi. Così come, non so se ora per non perdere la faccia la faranno, ma taluni di questi signori che invocano la sfiducia mi dicono di non dimettermi il 28 e il 29, di resistere perché si vada a votare l'anno prossimo. Se ci sarà una sfiducia ne prenderemo atto, se non ci sarà mi dimetterò il 28 e il 29 e perché comunque si voti, per la data era ed è sull'agenda, il 28 e il 29 di ottobre, nei 90 giorni successivi. Chi dopo di lei, Presidente? Chi potrebbe essere? Spero il più bravo, spero colui il quale E soprattutto non riporti indietro le lancette del nostro lavoro di 15 anni. Ecco. Che regione troverà? Le casse regionali come sono? Ma sono molto molto povere, come sono le casse dell'Europa e come sono le casse del nostro Paese. Si sta verificando in questi giorni questo summit europeo, i problemi sono infiniti. Ho incontrato un ministro, un viceministro, lunedì mattina, il quale mi diceva: avete crisi di liquidità, ma noi ce l'abbiamo ancora più grave la crisi di liquidità e noi siamo una regione meridionale. Per queste crisi di liquidità sono saltati il governo della Spagna, il governo della Francia, non so come finirà alla Merkel. Noi abbiamo dovuto ricorrere a un governo di tecnici. La Sicilia sta facendo la sua parte, vive un momento difficilissimo, ma anche se si supererà questa emergenza, qui o la Sicilia fa valere la sua autonomia e manda al mittente i vari saccheggiatori che stanno qui, compresi i mediatori di una classe politica ascara, o la Regione ha la forza in sede nazionale ed europea di imporsi una fiscalità diversa. Non dico che ci vogliono 10 miliardi di euro di investimenti per fare questo, quello e quell'altro, ma basta una fiscalità diversa che rimetta in movimento l'economia per risolvere problemi di occupazione, di ricchezza, di casse della regione. Cosa le ha dato e cosa le ha tolto la politica? Ma guardi, è stata la mia vita, quindi dirle che mi abbia tolto qualcosa o che mi abbia dato qualcosa, mi ha dato tutto e mi ha tolto tutto. Certo, la politica che assorbiva nel passato e nel passato quando la politica era più intensamente vissuta, c'erano le sezioni, i dibattiti, i confronti e l'esperienza di governo regionale mi hanno tolto il tempo libero, mi hanno tolto qualche hobby, mi hanno tolto in gran parte la lettura di un bel libro, anche di un romanzo, non soltanto di un capitolo di un saggio, lo stare con la mia famiglia, a partire da mia moglie e dai miei figli, un viaggio che mi sarebbe piaciuto. Sono stato invitato da Presidente della Regione dalla Cina all'Australia, dall'Argentina agli Stati Uniti tantissime volte. L'ultima volta è stato il 4 giugno per inaugurare, come dire, un grande stand nella catena di Italy, si chiama così, di prodotti di qualità dell'agroalimentare siciliano. Oggi ci sono i cinesi, 1000 volte mi hanno invitato per andarci, sono interessati a vino e olio. Purtroppo ho saltato tutte queste occasioni e certamente non me ne rammarico perché il tempo è stato impiegato più proficuamente. L'aeroporto di Agrigento, Presidente, si farà oppure no? È una grande battaglia che porta avanti l'ottimo Presidente della provincia Dorsi. Veda, noi abbiamo fatto già un incontro con le autorità preposte a queste perché poi ci vuole un'autorizzazione, una concessione. Le condizioni sono quelle, sono rimaste. Io non ho visto ancora questo imprenditore che è disposto a caricarsi una buona parte dell'onere, che è la garanzia che poi l'aeroporto funziona. Perché io pubblico, posso sbagliare, investo 100 milioni di euro e poi l'aeroporto non sta in piedi, rischia, come dire, questa fine l'aeroporto di Comiso, anche se qua le responsabilità del governo nazionale sono altissime ed è un peccato non utilizzarlo. Se c'è l'imprenditore privato faremo la nostra parte, il Presidente lo sa e lo debbono sapere gli agrigentini. Mi è saltata perché qualcuno dei contraenti non poteva esserci, una conferenza dei servizi di fatto che doveva essere tenuta una quindicina di giorni fa, nei primi giorni di luglio. Oggi siamo a fine giugno, domani è il 30, noi faremo questa conferenza di servizi perché i vari attori si seggano attorno a un tavolo e perché soprattutto si sieda questo imprenditore privato, perché è nell'interesse della provincia e dei cittadini che ci sia un privato, perché l'aeroporto non solo bisogna farlo,
ma poi bisogna farlo vivere. Farlo vivere vuol dire decine e centinaia di migliaia di persone che sono sicuramente una grande risorsa per il turismo. Se lo facciamo e resta lì a bruciarsi al sole o a bagnarsi della pioggia, francamente credo che non avremmo reso un buon servizio. Questo Dorsi lo sa, lo sanno gli amministratori della città e della provincia, e credo che l'incontro che faremo sarà risolutore. Rete idrica di Agrigento, la regione, lei ha messo i soldi per la rete idrica di Agrigento, ma dove sono questi soldi? Ho fatto la mia parte facendo questo finanziamento, credo che siano fondi FAS, non vorrei sbagliarmi, sì. Ora lei così mi fa una domanda così. I fondi FAS, mi auguro che il FAS venga sottoscritto, come è stato detto il 19 luglio dal Ministro Barca. Entro quest'anno dovevano esserci dati tutti e 4 miliardi, per come poi si sono ridotti un poco. Per la verità, noi abbiamo solo anticipato 800 milioni di euro e per carità, se serve continuiamo ad anticipare ancora, ma sarebbe il caso che il governo, una tranche almeno, comprendiamo le difficoltà finanziarie anche del governo nazionale, ce le desse, perché in questo caso rischiamo di non andare avanti noi. Un'ultima domanda, parliamo dei precari, sì. Molti contratti sono a scadenza il 31 dicembre. C'è un termine entro cui fare la stabilizzazione fissato dal governo nazionale e poi altre clausole negative al massimo, e il termine è il 31 dicembre di quest'anno. Ho parlato più volte col ministro Patroni Griffi, ho parlato nei giorni scorsi col vice ministro Grilli dell'economia, braccio destro di Monti, e suo vice ministro. Abbiamo fatto due cose: o intaccare, come dire, la legislazione dei vincoli, o quantomeno avere una proroga alla scadenza del 31 dicembre. Io credo che una di queste due cose si dovrà ottenere e si potrà ottenere. Quale futuro per l'MPA, il suo partito? Una nuova fase storica nella quale, questo è il mio punto di vista, ma se la vedranno altri, perché io ho detto che faccio un passo indietro, e grazie a Dio c'è gente in gamba, dentro ma soprattutto fuori l'MPA e fuori la politica. Una fase nella quale si mettano insieme tutti i siciliani, i movimenti, quanti tengono all'autonomia e quanti tengono allo sviluppo, e magari con una nuova sigla, con un nuovo simbolo ripartire, ma soprattutto con una classe dirigente che venga arricchita da tante forze, da tante risorse che oggi guardano male alla politica e che domani devono avere la capacità di attrarre e di coinvolgere. Grazie Presidente, e buon lavoro. Grazie.